Ennesima aggressione in pochi giorni contro il personale sanitario. Un interprete ha messo le mani al collo di una dottoressa durante il turno di guardia medica a Udine. L'Ordine dei Medici richiama ai cittadini la responsabilità. Il caro carburanti non è ancora finito nel mirino delle procure in regione, ma la finanza da tempo sta monitorando i prezzi di benzina e gasolio tra i consumatori e caccia al distributore più economico. Prime dimissioni dei sindaci che si candidano alle prossime regionali. C'è chi ha lasciato oggi per mandare il proprio comune al voto in aprile e chi lo farà a fine mese affidando al municipio il vice sindaco per un anno. Il fenomeno migratorio, in particolare la rotta balcanica, saranno al centro di un vertice a Trieste al quale sono attesi esponenti del governo, appuntamento fissato per il 24 gennaio. Udinese alla ricerca di un difensore sul mercato, si lavora per lo scozzese di Hibernian Portus, ma potrebbe essere diretto al Watford. Iaialo intanto verso il Venezia. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. A Udine una dottoressa è stata aggredita durante il turno in guardia medica da un interprete che aveva accompagnato un cittadino pakistano per una medicazione. L'uomo le ha messo le mani al collo. La sensazione adesso è quella di paura, ognuno che si avvicina alla porta ci pensiamo due volte prima di aprire. Ancora un episodio di aggressione nei confronti di personale sanitario. Sabato sera un medico di 28 anni specializzando in chirurgia che svolgeva servizio di guardia medica nel presidio di via Gervasuta Udine è finito per essere preso per il collo da colui che in qualità di traduttore aveva accompagnato un conoscente di nazionalità pakistana che necessitava di una medicazione ad una gamba. Protagonista della disavventura è la dottoressa Adelaide Andriani che lavora come guardia medica a Udine dal 2021. La paura c'è quando si va in servizio, quando anche non si va in servizio perché potenzialmente puoi essere riconosciuto, però il nostro lavoro lo dobbiamo fare a tutela di tutte le persone che in realtà così non sono. E comunque la paura c'è e ci sarà sempre e qua siamo anche in più di uno, nelle sedi dove i colleghi sono da soli senz'altro la paura raddoppia, credo. Si può avere magari qualcuno che presidi la sede in modo fisso, soprattutto la notte, e come avviene in altre regioni come la Lombardia, da cui proviene la mia collega, avere un autista che ti accompagna in domiciliare. Questa sarebbe una gran cosa, perché è una tutela, banalmente non serve che sia armato, ma se un potenziale aggressore vede magari un individuo grande e grosso, rappresenta già un buon deterrente per quanto mi riguarda. Il fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario in servizio dopo l'infermiera alla quale un paziente ha sputato in faccia all'ospedale di Pordenone, la dottoressa presa per il collo sabato all'esterno del posto di guardia medica Udine. Un infermiere è stato picchiato da un paziente al centro di salute mentale di Trieste. Un utente al quale era stato chiesto di attendere un istante il passaggio di consegna e prima di conferire con gli operatori ha iniziato ad inveire contro gli stessi e subito dopo a sferrare calci e pugni contro l'infermiere che ha dovuto ricorrere alle cure dei colleghi del pronto soccorso. Fortunatamente non sono state riscontrate fratture. Will e FPL Nursin hanno condannato con fermezza quanto avvenuto, manifestando piena solidarietà alle vittime. I fenomeni delle aggressioni fisiche e verbali nei confronti degli operatori sanitari, affermano dal sindacato, sono in aumento e questo non è accettabile. Troppi gli episodi di violenza sia fisica che verbale nei confronti del personale sanitario. L'Ordine dei Medici di Udine richiama i cittadini alla responsabilità. L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Udine condanna l'aggressione di cui è stata vittima la Guardia Medica. Il presidente Gianluigi Tiberio invita la popolazione al rispetto verso i camici bianchi. Nei mesi scorsi l'Ordine aveva chiesto la procedibilità d'ufficio di questi reati, ovvero senza aver bisogno dell'atto di denuncia della persona offesa. Purtroppo c'è una recrudescenza di questi fatti e a essere nel mirino sono soprattutto i giovani medici. Noi medici, quando siamo di fronte al paziente, cerchiamo veramente di offrire il meglio di noi stessi, scendendo anche, rinunciando a quelle difese che potrebbero essere gestite dalla diffidenza e tutto, e sicuramente ci abbandoniamo completamente nelle mani del paziente. Sicuramente non è il primo caso, purtroppo ci sono stati casi, in questo caso di violenza fisica, ma ci sono stati di violenza morale, di violenza razziale, l'abbiamo visto recentemente, che non sono mai giustificabili e che purtroppo sono da inserire nel malcostume di questo periodo.
Che provvedimenti si possono prendere? Noi cerchiamo sempre già di dargli durante i corsi di formazione, di dargli un pochino di insegnamenti, anche l'Ordine dei Medici ha fatto un corso apposta, che non è un corso di difesa personale, di arti marziali, ma di mettere in atto tutte quelle pratiche di attenzione, di cercare la via d'uscita, di tenersi sempre una certa distanza dal paziente, possibilmente mettere tra il paziente e il medico il tavolo, il lettino, cioè non offrirsi completamente alle mercé del paziente, ma cercare, dell'aggressore in questo caso, non possiamo chiamarlo paziente, dell'aggressore, e cercare sempre la soluzione, la via di uscita migliore. Purtroppo, se questo può essere sufficientemente o più facile nei propri ambulatori, chiaramente andando a casa del paziente di notte in zone sconosciute diventa completamente impossibile. Il caro carburanti non è ancora finito nel mirino delle procure del Friuli Venezia Giulia, ma la Guardia di Finanza sta già monitorando da mesi i prezzi di gasolio e benzina. Caro carburanti, già da tempo le fiamme gialle stanno tenendo d'occhio i prezzi alla pompa, ma in Friuli Venezia Giulia non è stato ancora aperto alcun fascicolo su eventuali speculazioni sui prezzi. A dirlo sono le procure di Udine, Trieste e Pordenone che, interpellate da Telefriuli, hanno riferito di non aver ricevuto al momento alcun esposto segnalazione. Per ora non ci stiamo muovendo, spiega il procuratore di Udine Massimo Lia. Valuteremo se e come effettuare accertamenti quando riceveremo esposti in merito. A ogni modo gli esposti arriveranno a breve. Il segretario regionale del Movimento Difesa del Cittadino, Dino Durì, ha annunciato di aver incaricato i propri legali di depositarne uno alle procure del Friuli Venezia Giulia e all'Antitrust, chiedendo di aprire una pratica per possibile cartello anticoncorrenza nel settore carburanti. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza, non sono ancora state avviate indagini su una possibile manovra speculativa, ma i comandi provinciali potrebbero essere messi in moto nei prossimi giorni. Già dallo scorso anno, da quando sono iniziate le prime difficoltà nell'approvvigionamento dei carburanti, la Guardia di Finanza è stata maggiormente presente sul territorio in una serie di controlli ai distributori stradali per riscontrare che non ci siano stati acquisti o vendite in nero di prodotto energetico, sia per rilevare la corretta esposizione dei prezzi. Nella provincia di Pordenone non abbiamo registrato alcuna manovra speculativa da parte dei rivenditori di carburante stradali, se non lievi irregolarità dovute alla mancata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi esposti. Invitiamo tutti i cittadini che dovessero aver sentore di irregolarità a rivolgersi con fiducia al 117. I controlli su eventuali speculazioni sul prezzo dei carburanti rincarati dopo il ritorno delle accise devono essere fatti a livelli alti della filiera e non sui gestori degli impianti. Lo sostiene il presidente della Figis Confcommercio Nazionale Bruno Bearzi. I prezzi dei carburanti dopo il ritorno delle accise si sono impennati con rincari che le associazioni dei consumatori ritengono ingiustificati e sembrano non rispondere all'andamento delle quotazioni petrolifere. Da qui la decisione di presentare esposti contro le eventuali speculazioni sul costo della benzina con il conseguente intervento della Guardia di Finanza per effettuare controlli sul territorio nazionale. Le speculazioni, ripeto, a mio avviso non ci sono perché il prezzo rispecchia quello che è l'aumento delle accise, ma se c'è speculazione sicuramente è a un livello alto della filiera dove ci sono gli interscambi borsistici, sui future, sullo scambio di prodotti finiti. Incidono diversi fattori su cui noi non abbiamo assolutamente nessuna possibilità di incidere in nessun modo. Insomma. I controlli, se ci sono, a me non risulta, perlomeno non in regione, e se ci saranno non potranno che portare evidentemente ad un nulla di fatto, perché ad esempio i gestori marginano mediamente 3,5 centesimi al litro sul self e 5 sul servito, e mi venite a dire quale speculazione ci possa essere sul prezzo finale con delle marginalità di questo tipo. E il caro benzina si fa sentire nelle tasche dei friulani con i prezzi che variano da distributore a distributore e caccia a quello più economico. In un momento in cui i rincari si fanno sentire, le differenze di prezzo non passano inosservate anche per fare il pieno di benzina. Le cifre al litro dipendono dalla singola compagnia petrolifera e non dal gestore del distributore, ed ora anche chi è in possesso della tessera regionale è alla ricerca del distributore più conveniente. Ce ne sono alcuni che hanno un incremento di prezzo anche di 10 centesimi rispetto a questo qui, dove insomma è un po' più economico rispetto agli altri. 10 centesimi sono veramente tanti di differenza. Vedo che lei ha la tessera della benzina, ma comunque va a caccia del distributore più economico? Ma vado a caccia, ce l'ho vicino a casa per fortuna e quindi vengo qui che uniamo le due cose, no? La tessera regionale si risparmia quei 20 centesimi, sì e no. Però lei va a cercare il distributore dove costa meno oppure passa di... Questo tragitto sì. Io vado da Simis a Udine, quindi se lo trovo bene, se no no. Fai dove trovi.
Dal 2013, quando c'è stata la liberalizzazione del mercato, il prezzo può essere gestito dalla società punto vendita per punto vendita, quindi in base alla zona, in base ai prezzi, in base ai volumi, in base alla quantità di distributori che ci sono, la società può applicare la scontistica sul fai da te, perché il prezzo sul servito è praticamente quasi uguale per tutti, quasi a livello nazionale, varia di pochissimi centesimi da compagnia a compagnia. Mentre per quanto riguarda il fai da te si applica una scontistica che può variare da pochi centesimi a anche più di 20 e quello viene gestito appunto dalla società. Erano accusati di maltrattamenti nei confronti di 8 anziane ospiti di Casa Serena a Grado. 3 operatori sociosanitari sono stati condannati in tutto a quasi 13 anni di reclusione. Maltrattamenti sugli ospiti di Casa Serena a Grado, 3 condanne per quasi 13 anni di reclusione e 175.000 euro di risarcimenti. È l'ammontare delle pene inflitte con il rito abbreviato dal GUP di Gorizia ai 3 operatori sociosanitari della casa di riposo, accusati di minacce, insulti e vessazioni nei confronti di 8 donne non autosufficienti tra gli 8 e gli 96 anni. Si tratta di Rosa Longo, Stefania Di Benedetto e Gianfilippo Di Maria, condannati rispettivamente a 4 anni e 10 mesi, 4 anni e 4 mesi e 3 anni e 6 mesi di carcere. Le indagini dei carabinieri di Udine erano partite nel novembre 2021, dopo alcune segnalazioni circa anomali e ripetuti ricoveri di anziani a pronto soccorso e avevano portato nel maggio 2022 all'arresto dei 3 operatori. Il GUP goriziano ha riconosciuto un risarcimento di 20.000 euro ai familiari delle 8 donne, una delle quali nel frattempo è deceduta, oltre a 15.000 euro al comune di Grado, proprietario della struttura. I 3 sono stati condannati anche a risarcire la cooperativa per la quale lavoravano. La cifra sarà definita in sede civile. I 3 operatori sono stati interdetti per 3 anni dalla professione di OS. È stato fissato per metà settimana il sopralluogo sulla struttura per minori stranieri non accompagnati di Pasian di Prato, andata a fuoco nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, nella quale il 17enne albanese Ledian Imerai ha perso la vita e un 16enne ghanese è rimasto gravemente ustionato. A compierlo sarà il perito nominato dalla Procura di Udine assieme a quelli dei difensori e degli indagati per quanto accaduto quella terribile notte. Il presidente di AEDI Sonlus Michele Lisco, cooperativa che gestisce la struttura, e l'operatore di 44 anni presente al momento dell'incendio. La Procura di Udine ha infine annunciato che nei prossimi giorni sarà concesso il nulla osta per la sepoltura del 17enne, sul quale è già stato effettuato l'esame autoptico. E come annunciato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Trieste sarà sede di un vertice sui Balcani. È stato programmato per il 24 gennaio. Nell'occasione sarà anche affrontato il tema della rotta balcanica al centro dell'agenda del nuovo prefetto del capoluogo Giuliano. La crisi tra Serbia e Kosovo, ma anche le criticità della rotta balcanica. Trieste ospiterà il 24 gennaio al Convention Center in Porto Vecchio la conferenza italiana sui Balcani annunciata a dicembre dal ministro degli esteri Antonio Tajani. L'obiettivo, aveva specificato il rappresentante del governo, era di preparare una serie di iniziative politiche per evitare l'escalation sul confine tra i 2 paesi. Quella potrebbe anche essere l'occasione per un comitato dell'ordine pubblico in prefettura allargato ai rappresentanti di governo per fare il punto sulla rotta balcanica, tema questo centrale nel mandato del nuovo prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, che si è insediato ufficialmente oggi. Il rappresentante del governo in mattinata ha deposto una corona ai caduti e ha incontrato il sindaco Roberto Di Piazza e il presidente della regione Massimiliano Fedriga, oltre ai vertici delle forze dell'ordine. I Balcani saranno al centro dei colloqui anche con i colleghi delle altre province. Io ho già nella mia agenda sia visite singole ai colleghi della regione e poi certamente avremo dei momenti di incontro qui o altrove che avranno a che fare anche su questo tema, con questo tema. So peraltro che anche di recente c'era stato un momento di incontro di questo tipo, però indubbiamente essendoci stato un cambio qui a Trieste bisognerà che alcuni temi li rinfreschiamo un poco, anche perché vorrei appunto poter in qualche modo possederli senza leggerli su cose dette insomma in precedenza. Signoriello, una lunga esperienza in Veneto con primo incarico da prefetto a Vicenza e poi subito dopo Trieste, ha sottolineato l'importanza del dialogo con le istituzioni e i cittadini e il ruolo centrale della scuola. Sono entrati forzando una finestra e una volta all'interno dell'abitazione hanno fatto man bassa di orologi, tra cui un Rolex, gioielli, borse e capi d'abbigliamento firmati per un valore complessivo di 80.000 euro. Il furto avvenuto tra il 19 dicembre e l'8 gennaio è stato portato a termine a Tricesimo, in via Tiepolo, nella casa dell'ex calciatore Antonio Floro Flores, che cresciuto nelle file del Napoli ha giocato nel ruolo di attaccante per alcune stagioni anche nell'Udinese. Floro Flores è rientrato ieri sera dalle vacanze di Natale, ha trovato la casa sottosopra e ha denunciato
denunciato tutto ai carabinieri. Al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024, gli accessi agli istituti cittadini di studenti che arrivano dal territorio sono concessi solo se rientrano in determinati parametri. Sono cominciate oggi le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Non è detto che gli studenti provenienti da fuori capoluogo riescano a essere inseriti negli istituti cittadini, che quest'anno non accetteranno iscritti in più rispetto al 2022. Come capita ogni anno c'è un tetto massimo al numero di iscrizioni che ogni istituto può accogliere, per questo ogni istituto elabora dei criteri di precedenza. Riguardano la viciniorietà all'istituto, la possibilità di accogliere studenti che non abbiano nei loro territori indirizzi simili al nostro e in alcuni casi si dà la precedenza a studenti i cui genitori lavorino qui in città e quindi sono in genere appunto criteri di ragionevolezza. Il territorio in questo caso può di fatto acquisire il numero di studenti che sono in uscita. Indicativamente i ragazzi preferiscono in modo particolare i licei, ma non è detto che per tutti sia la scelta migliore. Io ripeto qui quello che ho detto ai genitori durante le scuole aperte. È importante ascoltare i ragazzi, ascoltare le loro attitudini, i loro desideri, è importante ascoltare anche gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado che sanno indirizzare. 4 aziende della provincia di Udine cercano personale. I posti offerti sono 90 e le professionalità ricercate vanno dal gruista all'ingegnere meccanico. Il primo Recruiting Day del 2023 si presenta con la ricerca di 90 lavoratori in 4 aziende della regione: Promec, Biofarma, Metinvest, Trametal e Sirti. Le figure professionali ricercate sono tra le più disparate. Le iscrizioni alla preselezione sono possibili a partire da oggi per concludersi l'8 febbraio, in occasione dell'incontro previsto a Palazzo Belgrado per i colloqui. Basta collegarsi al sito della Regione, ha un link di riferimento che si può trovare sia nelle ricerche di personale che negli eventi organizzati come recruiting. Abbiamo una offerta di 90 posti di lavoro molto ampia che consentirà alle persone di potersi sicuramente candidare e rimettersi in gioco in queste operazioni di reclutamento che riteniamo essere la prima del 2023, ma avremo sicuramente un primo trimestre molto intenso di queste attività perché le aziende ci stanno chiamando e cercando perché sono veramente alla ricerca di personale. È un percorso che stiamo seguendo, incrementando già da 3 o 4 anni, ma che sta dando degli ottimi risultati, soprattutto per quanto fatto nel corso del 2021 e del 2022. Risultati che dimostrano innanzitutto che esiste una collaborazione forte tra i centri per l'impiego che coordinano questa attività, il servizio imprese e le agenzie per il lavoro interinale. I fornai specializzati sono merce rara, lo sa bene uno storico panificio di Fagagna che ha chiuso i battenti anche per la difficoltà di trovare nuovi collaboratori. Per le difficoltà economiche del periodo e per la difficoltà assoluta nel trovare collaboratori, questo esercizio chiude. Questo è il messaggio affisso sulla porta d'ingresso di uno storico panificio di Fagagna che dal 1 gennaio ha abbassato definitivamente le serrande dopo circa 60 anni di attività, 40 dei quali trascorsi con Gianfranco Gusparo al forno e la moglie Monica al banco. E lui ha cercato in questi 6 mesi di trovare un sostituto alla persona che ha deciso in autonomia di cambiare lavoro e in questi 6 mesi ha trovato ma non quello che praticamente andava bene direttamente a lui. Una scelta definitiva scattata a seguito dell'aumento dei costi della materia prima e dei sempre più bassi margini di guadagno. Considerando che poi il pane non è un bene cui tu puoi aumentarlo o farlo crescere di prezzo come vuoi. Ma dovuta soprattutto alla carenza di addetti specializzati alla panificazione. Mancano i giovani che vogliono scegliere di fare questo tipo di lavoro. È un lavoro di sacrificio, è un lavoro che gratifica, in cui devi dedicare meno tempo al divertimento e più allo sacrificio. Dispiaciuta l'amministrazione comunale che da sempre sostiene i negozi di vicinato e che fino a 2 settimane fa contava ben 3 forni, oltre 3 latterie e 3 macellerie. In tutti i poli montani della regione durante le vacanze natalizie le presenze sono cresciute del 26% rispetto all'anno scorso, con 42.000 persone in più che hanno scelto gli impianti regionali, record in particolare per Tarvisio. Sono
oltre 200.000 gli ingressi registrati da Promoturismo FVG sulle piste dei poli montani del Friuli Venezia Giulia durante le festività natalizie dal 23 dicembre al 7 gennaio. A Fone di Sopra, Sauris, Piancavallo, Sappada, Fonia Voltris e la Nevea, Tarvisio e sullo Zoncolan gli sciatori sono cresciuti del 26% rispetto all'anno scorso, con 42.000 persone in più che hanno scelto gli impianti regionali. Un record in particolare per Tarvisio, con un incremento di 18.300 ingressi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E segnale dell'attrattività del nostro territorio il commento dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidiombini, ma è come quest'anno abbiamo deciso di puntare sulla qualità delle piste e su prezzi altamente competitivi, i più bassi di tutto l'arco alpino, una strategia ampiamente premiata da turisti e italiani non solo. Non a caso anche le campionesse italiane di sci alpino Marta Bassino e Federica Brignone, commenta l'assessore, hanno scelto le piste del Friuli Venezia Giulia per i loro allenamenti. Ci prepariamo ora ad ospitare il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea, EIOF 2023, che dal 21 gennaio accenderà i riflettori internazionali su tutti i poli montani, portando in regione migliaia di giovani talenti dello sport. Prime dimissioni firmati dai sindaci che si candidano alle regionali. C'è chi ha lasciato oggi per mandare il comune al voto in aprile e chi si dimetterà entro fine mese, affidando il municipio al vice sindaco per un anno. La gran parte correrà per Fratelli d'Italia. Dimissioni nero su bianco sono quelle firmate oggi dai sindaci che vogliono tentare la candidatura in regione. Nel Friuli occidentale hanno lasciato il comune i primi cittadini di Valvasone Arzane, Marcus Maormaire e di Polcenigo, Mario Della Toffola, che correranno nella lista di Fratelli d'Italia. Il primo, dopo 14 anni da sindaco e aver contribuito alla nascita del patto per l'autonomia, vira decisamente a destra, pronto, si è detto, a portare i suoi valori su quei banchi che aveva accarezzato per qualche mese, subentrando a fine legislatura nel 2018 e dove aveva giurato in friulano. Il secondo è in scadenza di doppio mandato ed è stato il primo sindaco di Fratelli d'Italia in regione. Dimettendosi oggi, manderanno il loro comune al voto tra 3 mesi, ma resteranno in carica fino al 29 gennaio, ultimo giorno che la legge indica per lasciare l'incarico e candidarsi in regione. Anche Moreno Lirutti, sindaco di Tavagnacco, è in rampa di lancio per sposare la causa della lista Fedriga. Ma non sono i soli che lasceranno la fascia. Mario Anzi, il primo cittadino di Rivignano Teor, anche lui in lista con Fratelli d'Italia, si dimetterà entro fine mese, il che significa che il suo vice reggerà il comune per un altro anno. Stesso iter, anche se il nodo non è del tutto sciolto, e stesso partito per Emiliano Canciani alla guida di Reana del Royale. Una mossa che potrebbe tentare anche il sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, che sfoglia la Margherita. Secondo giro da sindaco o tentare l'avventura in regione con la casacca della Lega. Deciderà entro il 29 gennaio, così come Roberto Fedele. Alle spalle 25 anni alla guida di Trivignano Udinese. Per lui, visto che governa un piccolo comune, non c'è l'obbligo di dimettersi. 5 anni fa corse per progetto FVG, potrebbe piazzare un altro colpo. Chi ha deciso di non dimettersi è Francesca Papais, sindaco di Zoppola, esponente del PD a fine secondo mandato. Mi hanno cercato in molti, confida, ma resterò fedele al mio comune fino all'ultimo giorno. Dopo un lungo silenzio, PD e 5 Stelle hanno ripreso a dialogare per un'alleanza in vista delle elezioni regionali di aprile. Ieri sera confronto sui punti programmatici con la candidatura alla presidenza di Moretuzzo sempre più concreta. Il terzo polo fuori dai giochi. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si avvicinano. In vista delle elezioni regionali di aprile, i due partiti, dopo un lungo silenzio, sono tornati a dialogare. Lo hanno fatto ieri sera con il primo confronto sui temi programmatici. E quella dei 5 Stelle si è manifestata come una risposta, come dire, attenta. Attenta sulle esigenze di costruire un fronte ampio. Confidiamo ci siano altri momenti nel quale, come dire, dalla dichiarazione di disponibilità, che è già un fatto assolutamente rilevante, molto rilevante politicamente, si aggiunga la concretezza degli accordi per i quali iniziare subito a lavorare. E se il terzo polo non ha dato segnali di possibile adesione, Alleanza Verdi e Sinistra lo sottolineano come l'esito positivo del confronto tra Movimento 5 Stelle e PD rappresenta un ulteriore passo verso la coalizione più efficace possibile in vista del confronto con Fedriga. Una convergenza che tuttavia per il Movimento 5 Stelle non esclude una consultazione con i propri iscritti attraverso un'assemblea regionale che faremo nei prossimi giorni. Positivo infine lo stop ai renziani e calendiani del terzo polo, che sempre di più dimostrano sia a livello nazionale che a livello locale di essere orientati su posizioni di centrodestra.
Il nome più accreditato per la candidatura alla presidenza resta quello dell'esponente del Patto per l'Autonomia, Massimo Morettuzzo. L'ufficialità potrebbe arrivare nel giro di una settimana. Il tempo stringe, il dialogo resta aperto. E Franco Mattiussi è il nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, già vicepresidente e assessore in provincia di Udine. Mattiussi subentra a Giuseppe Nicoli, passato al gruppo Polo Liberale. Mara Piccin è il nuovo vice capogruppo. C'è preoccupazione nell'ambito vitivinicolo per la concomitanza tra l'appuntamento elettorale con le amministrative del 2 e 3 aprile e quello con Vinitaly, la più importante fiera nazionale del mondo del vino, in programma proprio in quei giorni a Verona. 1 migliaio circa in Friuli Venezia Giulia lavoratori del settore che rischiano di non poter esercitare così il proprio diritto al voto. C'è l'ostacolo Vinitaly sulla strada verso le urne per 1 migliaio circa di addetti ai lavori nella viticoltura regionale e rischia di essere insormontabile. Le amministrative calendarizzate per domenica 2 e lunedì 3 aprile prossimi, infatti, rischiano di essere off limits per tutti gli operatori del settore agricolo impegnati in contemporanea a Verona nella più importante fiera nazionale del comparto vitivinicolo, in programma tra il 2 ed il 5 aprile. E nel mondo del vino c'è chi lancia l'allarme. Sarà impossibile, per chi sarà operativo a Vinitaly, poter esprimere il proprio voto. Basti un dato per evidenziare il problema. Nel solo Coglio sono poco meno di 1 centinaio le aziende che annualmente sono presenti alla fiera veronese. Se lo sguardo si allarga a tutta la regione, rischiano di essere 1 migliaio i lavoratori del settore che potrebbero non potersi recare alle urne. Le aziende che presenzieranno alla fiera di Verona dovranno essere lì entro le 7 del mattino di domenica 2 aprile, evidenzia il problema il presidente del Consorzio Coglio, David Buzzinelli. Questo significa che gli addetti ai lavori non potranno trovarsi fisicamente ai seggi nemmeno quando si apriranno al mattino presto del primo giorno. La criticità c'è. Sarà sostanzialmente impossibile per tutti i lavoratori lasciare la fiera per recarsi alle urne. Sono giorni troppo importanti quelli di Vinitaly per chi opera nel nostro settore. Se consideriamo che ogni azienda porta in loco almeno 2 persone, si fa presto a fare i conti. Saranno diverse centinaia gli operatori del nostro settore che non potranno esercitare il loro diritto di voto. Purtroppo, conclude Buzzinelli, il problema esiste. La Regione sapeva del nodo Vinitaly, non serviva certo che glielo ricordassero i rappresentanti del nostro settore. L'assenza dalle urne del mondo vitivinicolo rischia così di pesare nella tornata elettorale di aprile, soprattutto in quei territori, come appunto il Coglio, dove è molto forte radicata la presenza di addetti ai lavori nel settore. Saranno 4 i provvedimenti che il Consiglio regionale riuscirà a licenziare prima dello scioglimento in vista delle elezioni di aprile. La legge che reintroduce le province elettive dell'assessore Pierpaolo Roberti, la riforma del commercio dell'assessore Sergio Emiliobini, FVG Green dell'assessore Fabio Scoccimarro e i contributi per l'installazione del fotovoltaico saranno questi gli ultimi atti del Consiglio regionale che si riunirà in 2 sessioni prima dello scioglimento in vista delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile. Sarà un lavoro intenso, un lavoro che sarà finalizzato a dare risposte il più possibili alla nostra comunità. Abbiamo già programmato 4 giornate di lavoro, a cominciare dal 31 gennaio fino al 3 febbraio, giornate nel quale, oltre la commemorazione dei 60 anni dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, che cadono proprio il 31 gennaio di questa del 2023, ci saranno anche i provvedimenti legislativi importanti, un Consiglio che parte a sprombattuto fin dall'inizio, ma questo non poteva che essere così, visto che insomma ormai fra meno credo di 100 giorni ci sarà poi lo scioglimento del Consiglio e le nuove elezioni per costruire il Consiglio regionale della prossima legislatura. Dopo 70 anni dall'ultimo tram, un mezzo pubblico elettrico del servizio pubblico urbano torna operativo lungo le strade di Udine. Il battesimo è avvenuto questa mattina. Prossima fermata Udine via Aquileia 103, porta Aquileia. Non è scena di tutti i giorni vedere un primo cittadino appoggiarsi ad una maniglia a bordo di un bus con tanto di fascia tricolore. L'occasione di quelle speciali. Il sindaco Fontanini ha infatti voluto inaugurare la prima corsa della circolare di Udine. La nuova linea 14 utilizza esclusivamente autobus elettrici e lungo i suoi 7 km costeggia il perimetro del centro storico, attraversandolo in 4 tratti, ovvero in via Manin, via Gemona, via Vittorio Veneto e via Aquileia. E il primo giorno di collaudo è andato oltre le aspettative. Tutti hanno avuto la possibilità di poter capire quanti questi mezzi siano silenziosi, siano affidabili e dunque anche se pioveva comunque è stato un ottimo primo giro. Con un salto di qualità, perché io ritengo che l'alimentazione elettrica sia il futuro non solo dei mezzi pubblici, ma penso anche
di tutti i veicoli. Era da 70 anni che a Udine non si vedeva un mezzo elettrico dedicato al trasporto pubblico urbano. Nel 1952, almeno stando agli annali, fu infatti dismesso l'ultimo tram elettrico in servizio nel capoluogo friulano. Credo che dopo 70 anni riprendere quel servizio è una nota storica, culturale, di sensibilità e soprattutto di entusiasmo. Vuol dire che Udine è rinata. Addio al partigiano Alfa, è morto questa mattina Giovanni Marzona, che il 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni. Originario di Villa Santina, aveva partecipato alla battaglia per liberare la Carnia. A dare notizia della sua scomparsa è stato il presidente dell'ANPI di Milano, Roberto Cenati, ricordandole l'instancabile lavoro per tramandare la memoria ai giovani con la sua testimonianza nelle scuole. Proveniente da una famiglia di antifascisti, Giovanni Marzona era un bambino quando scelse le montagne per combattere, faceva parte della presidenza onoraria dell'ANPI provinciale di Milano. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità tutte le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.